quarta giornata del campionato Under 14 provinciale messinese al Nicola Bonanno dell'Annunziata. La scuola calcio Sicilia ospitava il Città di Messina. Dirigeva l'incontro il signor Francesco Rao della sezione di Messina, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Samuele Zaccone e Federico Longo possiamo passare a raccontarvi di questa sfida in grafica. I 22 protagonisti: da un lato i ragazzi di mister Fiumara, ex di giornata, dall'altro i CD&Mini di mister Giovanni Gentile. Fanno il loro ingresso in campo le due formazioni: maglia blu con inserti bianchi e pantaloncini neri per la scuola calcio Sicilia, total red invece per il Città di Messina. Si scambiano un cenno di intesa le due compagini, dopodiché potremo passarvi a raccontare quanto accaduto al Nicola Bonanno dell'Annunziata col Città di Messina che gestisce il primo possesso e si rende pericoloso dopo appena 2 di gioco. Sugli sviluppi di uno schema da corner, Tavilla va direttamente in porta, la palla sbatte sul palo, poi carambola sulla schiena di Santoro per il vantaggio del Città di Messina. Sono bastati 2 giri di orologio ai ragazzi di mister Gentile per portarsi avanti, anche con un pizzico di fortuna sul tentativo comunque pregevole di Tavilla. Sempre in luce tra le fila dei suoi ancora Città di Messina, e però non è sazio in avanti, sempre con Tavilla all'8º di gioco, si gira bene, il suo destro però termina sulla trasversale. Minuto 10, ci prova a Centorrino per il Città di Messina, piuttosto debole però il suo tentativo col destro. Al 15esimo, siamo al quarto d'ora di questa sfida, ancora Tavilla dalla gran distanza sorprende con questo lob il giovane portierino della scuola calcio Sicilia Santoro e sigla la sua prima rete quest'oggi, infatti da assegnare autogol in occasione dello 0-1. Questa è una rete tutta del numero 7 CD&Mino. Partita in discesa per i ragazzi mister Gentile, con Tavilla che continua a ubriacare avversari al 16esimo, palla messa dentro, forse la tocca sulla linea un compagno, tutto annullato dal direttore di gara quando la palla comunque sembrava già aver varcato la linea di porta. Minuto 23, ci prova Totaro sempre per il Città di Messina, il suo tentativo mancino però non c'entra il bersaglio grosso. Siamo al 34esimo quando il tentativo dalla distanza di Centorrino termina flebile tra le braccia dell'estremo difensore Santoro. È un monologo del Città di Messina che passerà meritatamente sullo 0-3. Ancora Tavilla, e chi se non lui a rubare la sfera, involarsi verso Santoro e sotto le gambe calare il tris per la formazione di mister Gentile. Partita già archiviata in questa prima frazione di gioco che termina con il duplice fischio del direttore di gara Rao che manda le squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-3. Fin qui autogol di Santoro e doppietta di Tavilla in entrambe le 3 reti. Comunque ha messo lo zampino il numero 7 della formazione giallorossa. Si torna in campo nella ripresa, questa volta è Cucè a provarci direttamente da calcio piazzato, piuttosto pretenzioso il suo destro. Minuto 6, è proprio Cucè a calare il poker, sempre sugli sviluppi di una punizione, ci mette la puntina quanto basta per portare i suoi in vantaggio di 4-0. Comincia la girandola di cambi allora per mister Gentile che getta nella mischia la Guidara al posto di Forestiere, in sequenza anche Russo e Perticare al posto di Todaro e Fiammingo. Si torna in campo al 13esimo con questo tentativo dalla distanza sempre di marca Città di Messina. Pavone va vicinissimo al pokerissimo di giornata, ancora cambi con la Canà che fa il suo ingresso in campo, è proprio il neoentrato a mettersi in evidenza con questo tentativo però sballato. Ha avuto subito sul proprio destro l'occasione per la gioia personale. Minuto 21, ancora Tavilla a mettere a ferro e fuoco il binario destro, in questo caso un po' egoista il numero 7 giallorosso. 23esimo, cala il sipario su questa sfida, secondo autogol di questa giornata. Sfortunato il giovane portierino della scuola calcio Sicilia che non riesce a sventare questo cross dalla destra. 0-5, Città di Messina che prende il largo, ma non è finita qui perché siamo al 28esimo del secondo tempo con questo gran tentativo dalla distanza di Tavilla. Si era coordinato perfettamente il numero 7. Ottima la partita ancora una volta del trascinatore di questa formazione che al 29esimo ancora una volta non sarà sazio, opererà l'ennesimo tentativo. Il primo arriva quasi allo scadere per la scuola calcio Sicilia con questo tentativo dalla distanza al quale segue sugli sviluppi di un calcio piazzato. L'ultimo tentativo di questa sfida, triplice fischio il direttore di gara Rao. Scuola calcio Sicilia Città di Messina è già storia ed è terminata per 0-5. Mattatore dell'incontro Tavilla, poi Cucè e gli autogol di Santoro.